Buongiorno cari veneti, buongiorno soprattutto ai tanti lavoratori veneti. Esco ora dalla manifestazione che abbiamo fatto adesso per la Speedline assieme al consigliere nazionale Daniel Basso per portare la testimonianza di indipendenza veneta perché, lo ribadisco e lo dirò sempre, saremo sempre e soprattutto al fianco dei lavoratori veneti. Ho apprezzato molto il discorso del sindaco Fragomeni e anche in parte il discorso del patriarca Moraglia. Tutto il resto, a cominciare dall'intervento dell'assessore Donazzan, è un disco incantato che si somma poi ai tanti discorsi tipicamente italiani che si sentono ormai da oltre 30 anni. Lo voglio dire ai lavoratori veneti e anche ai loro rappresentanti sindacali. Non è inneggiando all'unità d'Italia che si potrà migliorare la condizione. Certamente Ronald, cioè questa multinazionale proprietaria della Speedline, avrà delle responsabilità, non lo metto in dubbio, ma nessuna azienda si sognerebbe mai di abbandonare il Veneto per quanto riguarda produttività o serietà nel lavoro. Nessuna. In questa terra, lo voglio ricordare, nel dopoguerra c'era la fame, si moriva di pellagra. Se oggi siamo una regione, forse probabilmente la regione con la più alta produttività d'Europa, lo si deve proprio all'amore, lasciatemelo dire, alla passione, alla forza che i veneti hanno sempre avuto per il lavoro, perché è nel nostro DNA. Non è una cosa che hanno tutti, non so se sia giusto o sbagliato, ma queste sono le peculiarità del popolo veneto. Allora, se qualcuno se ne va, i lavoratori e soprattutto i loro rappresentanti sindacali dovrebbero chiedersi perché. Vedete, già da diversi anni noi paghiamo l'energia elettrica il 30% in più della Germania. Allora dire che un'azienda non dovrebbe andarsene per motivi meramente economici è dire un'altra corbelleria. Mi scusi, patriarca Moraglia, però è vero che l'azienda non deve fare solo profitto, ma in mancanza del profitto l'azienda chiuderebbe comunque, chiuderebbe magari con milioni di debito, come sono abituati a fare in Italia. Vedasi Alitalia, che è costata a tutti noi qualcosa come 14 miliardi di euro. Quando le aziende non sono gestite dallo Stato e c'è un amministratore delegato, deve rispondere soprattutto agli azionisti. Allora finiamola con queste prediche piuttosto inutili, con questa poi richiamo all'unità, con questo augurio di buon Natale, perché non sarà un buon Natale per tanti lavoratori che purtroppo perderanno il posto di lavoro, perché pagano il prezzo di uno Stato che è lontano 1000 miglia dalle vere esigenze del territorio, e noi lo diciamo da anni. Cari rappresentanti sindacali, che cosa avete fatto voi per il cuneo fiscale? Perché per uno stipendio di 1200 euro netto, voi sapete bene che l'azienda ne paga 2500 e più. Che cosa avete fatto per ridurre questo? Uno Stato che vive di tasse con una pressione fiscale al 70% non può trattenere qui le imprese, e la Speedline non sarà né la prima né l'ultima che se ne andrà. E non se ne vanno nei paradisi fiscali, perché se è vero che si sposteranno in Germania o in Polonia, non è che lì le tasse non si pagano, ma vengono privilegiate le aziende, viene privilegiato il lavoro e non i privilegi di uno Stato ottocentesco che continua a vivere al di sopra delle proprie possibilità, con istituzioni fallite che oramai costano come non costa più nessuno al mondo. Basti vedere cosa costa il Quirinale, 3 volte più di Buckingham Palace, 2 volte l'Eliseo. Basti vedere cosa costano i parlamentari italiani, cosa costano i giudici italiani e tutto l'apparato. Questo è uno Stato che non fa sistema, che non vuole le imprese, mettetevelo in testa, allora finitela con le prediche inutili. Il Veneto e i lavoratori veneti non meritano questo Stato, noi ci salviamo solo dai dipendenti.
o comunque con una forte autonomia, che oggi vive solamente di parole, anticipano la zona gialla e procrastinano sempre l'autonomia. Indipendenza veneta o morte italiana, parola orribile da dire, però è la realtà. Tante aziende andranno via perché non possono sostenere, non possono più permettersi il lusso di mantenere uno Stato assistenzialista di parassiti. Questa non è la regione del reddito di cittadinanza, questa non è l'Italia, è il Veneto.